Buongiorno, benvenuti con questo nuovo episodio Commercio in aeroplano. Questa è una nuova serie sul canale di Abel Channel. In compagnia c'è Charlie Brown e Mario. I due Mario e Snoopy stanno dormendo, allora ne facciamo chiasso. Iniziamo con la prima cosa. Fatemi pensare. Anch'io l'ho trovato. Prima cosa, come prendere il cerchio di Mario quando faccio la doccia. Cosa? Ecco chi era. Eri tu. È meglio prendere monete e poi prendere Bowser che muore, che muore, che muore, che muore, che muore, che muore, che muore. Ecco chi era che aveva preso il cerchio. Eri tu, Charlie Brown. È uno scherzo. Innanzitutto il nostro amico non c'è perché è arrivato in ritardo e non ha preso l'aereo, che peccato. Posso collegare in diretta? Accidenti, sono arrivato in ritardo. Meglio che vado un'altra volta a fare quello show, maledetto. Accidenti. Ecco, adesso facciamo vedere la pubblicità dei Doritos. Che c'è un ragazzo che ha i Doritos con gli occhiali bellissimi. No, cadiamo! Metti! Buongiorno. Vi volevo soltanto parlare di una cosa brutta che è successa ieri. Così come sto dicendo, ieri è caduto quell'aereo. Pensavo che fosse c'erano i miei amici. Sto dicendo c'erano i miei amici, adesso sono morti. Sorpresa! Sorpresa! Adesso sento le ultime voci. Aspetta, è un sogno. Ma cosa? Cosa siete ancora vivi? Beh, era uno scherzo. Era uno scherzo, ma mi avete fatto così impaurire che eravate morti. Uè, ci siete? Invece non era per farti paura. Lo sai che giorno è oggi? Oggi è... Oggi è... Oh mio Dio, oggi è carnevale, accidenti, pensavo che forse era... Che pensavo che oggi non era il giornata di scherzi, ma a carnevale si fa gli scherzi. O anche a pesce d'aprile. Ma non potete fare questi scherzi? Mi avete quasi fatto impaurire. E infatti, no. Ma perché avete fatto questo scherzo? Non ti piaceva? No, non mi piace. Gli scherzi di paura non mi piacciono. Mi piace tipo, non so, qualcosa di divertente, ma non quelli di paura.
Massimo disse, allora Titi, questi scherzi non mi piacciono. Basta, me ne vado, non sapevo, invece ciao. No, aspetta! È vero. Era meglio che lo poteva fare gli scherzi di paura. Adesso i scherzi di paura fanno, come si dice, piangere. Allora così non ho più amico. Dopo imparare a non fare più scherzi, adesso non ho più amici. Mi hanno lasciato tutto solo. Allora non era anche vostro lo scherzo? No. Oh. Adesso andiamo a chiedere scusa al nostro amico, il nostro vecchio amico. Adesso è tutto solo. Triste. Non è il suo amico. Andiamo a chiedere scusa. Ok. Sono tutto solo. Sono tutto solo. Sono tutto solo. Sono tutto solo. Chi è? Siete voi? Cosa volete da me? Beh, vorremmo se tu sei ancora il nostro amico. Davvero? Volete che sia ancora il vostro amico? Sì, vorremmo soltanto il nostro vecchio amico. Sei tu. Vabbè, scusate di aver fatto questo brutto scherzo. Non lo farai mai più. Mai più. Ve lo dico, mai più. Questi scherzi di paura non possiamo farli mai più. Ok. Hai capito? Non lo faremo più. Ok.